Il San Camillo da solo non sarebbe mai stato in grado di affrontare questa pandemia. È pertanto evidente la sinergia pubblico-privato. Accoglie così Suor Lenzi, direttore amministrativo del San Camillo di Treviso, i rappresentanti dell'USDUEI presenti alla prima messa pubblica celebrata qui dopo l'emergenza sanitaria con l'ospedale di Viale Vittorio Veneto per lunghi mesi Covid Center. Funzione all'aperto celebrata dal vescovo Tomasi. E non potremmo affrontare come società intera i tempi che ci sono dati senza un sistema organizzato, funzionante, efficiente, con le giuste risorse. Ma non ci sarà mai nessun sistema che per aiutare la persona umana possa fare a meno della persona umana. 54 i guariti, 4 i decessi, l'ultima dimissione di un malato Covid a inizio maggio. Solo ora, complice anche la festa di San Camillo il 14 luglio, la possibilità di ritrovarsi per ringraziare innanzitutto il personale. Abbiamo vissuto senza problemi, tutti hanno collaborato, anche il supporto dell'USL in questa vicenda non si può dire è stato veramente importante e siamo uscite senza avere nessun contagio dei nostri dipendenti. Questa è stata una soddisfazione. Il reparto Covid è chiuso ma pronto in caso di bisogno a essere riattivato. Il moltiplicarsi di piccoli focolai, i contagi tornati a crescere preoccupano, ma la struttura è preparata. Almeno dal punto di vista professionale si può dire abbiamo avuto un'esperienza per cui siamo pronti, se serve, ecco, siamo lì sia come spazi, sia come professionisti, sia come struttura e ci siamo. Ecco. Vedremo come va, ci affidiamo al senso civico di noi tutti, al coraggio di tutti quelli che si impegnano e speriamo che con l'aiuto del Signore si possa fare dei passi in avanti, non lo so, in via di vaccino o qualche cos'altro che ci possano permettere di evolvere ancora verso altri stili di vita.